Alberto Cosentino, domenica si giocherà a Torres Flaminia. Come affronterete questa gara? Occorre dare continuità ai risultati dopo la vittoria contro la Nuorese. Sì, sicuramente la vittoria di Nuoro ci ha dato morale dopo comunque i pareggi, quindi domenica affrontiamo questa partita perché vogliamo portare a casa il risultato a tutti i costi e continuare quindi comunque una striscia positiva. Ieri un amichevole con il Latte Dolce, persa 3-0, una Torres scarica oppure che cosa non ha funzionato? Diciamo che dai, giovedì di solito proviamo un po' tutte le situazioni e magari avevamo un po' stanchi dai carichi di lavoro che abbiamo fatto in settimana, quindi può capitare, diciamo. L'importante è non sbagliare domenica. Ci credete fino in fondo a questo campionato? Sì, sicuramente, come ho detto prima, dobbiamo dare una grande dimostrazione della squadra che siamo e quindi domenica è un bel banco di prova perché dobbiamo continuare, come ho appena detto, una striscia positiva che ci porterà a capire che campionato vogliamo fare. Quali sono le insidie di questa gara? Sicuramente è una squadra molto preparata, attrezzata e come tutte noi l'abbiamo preparata nel migliore dei modi. Il tuo è un ritorno qui alla Torres, perché hai scelto di tornare a Sassari e tornare a vestire questa maglia? Sicuramente mi è comunque rimasta nel cuore questa squadra, questa città e quest'estate quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato due volte perché comunque volevo tornare a fare bene con questa maglia e volevo ripagare comunque la fiducia di questo ambiente che l'ho stato veramente bene gli anni che sono stato qua.